Se i comuni si accordano tra di loro e possono a turno coprire questo spazio di utilizzo, allora possiamo effettivamente garantire un servizio che sia più esteso su tutto il territorio. Potenziare insieme il servizio offerto dallo sportello di prossimità attivo dal maggio del 2018 negli spazi del nuovo Palazzo di Giustizia a Chiavari. La proposta è stata avanzata dal Comune di Chiavari nel corso dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario 15, riunitosi questa mattina a Palazzo Bianco. Ad oggi lo sportello è aperto il lunedì mattina. Dal giorno dell'apertura sono state quasi 300 le persone provenienti da tutto il Tigullio, la maggior parte da Chiavari, che hanno avuto accesso ai servizi garantiti dal Comune, mentre oltre 1200 quelle che si sono rivolti ai responsabili del Tribunale per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, la tutela e le amministrazioni di sostegno. Un bilancio molto positivo, abbiamo avuto un incremento del 39% degli accessi all'ufficio e in modo particolare ci sono stati 1200 accessi alla parte dello sportello di prossimità gestita dal Tribunale. Di fatto lo sportello permette di accedere ai servizi del Tribunale senza doversi spostare nel capoluogo ligure. Il Comune invece porta avanti l'attività di accoglienza, informazione e orientamento ai servizi alla persona. C'era tempo fino al 30 settembre per i comuni per avanzare richiesta di apertura di uno sportello di prossimità sul proprio territorio. La domanda è stata fatta solo da Sesti Levante e Borzonasca. In attesa di conoscerne l'esito, Chiavari tende la mano alle altre amministrazioni comunali per ampliare l'attività dell'ufficio esistente. Chiediamo che qualche assistente sociale possa a turno, vedremo in che modo, ma comunque con un turnover, aprire lo sportello di prossimità un altro giorno. Invece che solo il lunedì, lo sportello potrebbe essere aperto, che so io, il lunedì e il mercoledì, però noi non abbiamo la forza di sostenere l'assistente sociale anche il mercoledì.